Santa Maria. E adesso, in presenza anche di Francesco, musicista 97, Sandro, Vezio e Daniele, abbiamo legato la seconda e la quarta in modo da fare una specie di allegrezza marchigiana. Ora Daniele mette in moto il campanone, Vezio la suonerà a tocchi la terza e Francesco suonerà a Battocchella la seconda e la quarta. Vai! Vai, vai Daniele! Ecco, va. La prendo, eccola. Bravi, grazie per questa bella suonata, un grazie particolare per aver fatto questa allegrezza un po' inventata, ma devo dire di bell'effetto. Bene, ora sciogliamo le campane e facciamo, la prossima sarà una distesa normale. Bravo Daniele. Bravo. Blues è fatto male. Beduino! Aspetta, c'ho le gne. Ecco, adesso viene avviata la prima. Eccola qua. Poi la seconda. La quarta.
bene, bene, bene. Bella suonata, bravi. Anche le due piccole suonate in maniera egregia. Mannaggia miseria. Ieri non mi ricordo come si chiamava, le mandava a sbattere sopra la rete, ma comunque bene, bene, bravi. Ecco qua. Ok. È partita la messa, ragazzi? Penso di sì. E sono le 5:35. Ale, no, c'è una mezz'ora. Eh. È il tempo della messa. Mm. E all'ombra c'è un venticello Ah, che ma stamattina era. Oh, avevo messo i fili, le ributtare tutti. No, ma quelli dopo li È la potenza, è la potenza. Ma no, perché è stato calcolato male la Chi ha presentato? Non so chi l'ha fatto. L'avete fatto voi? Cosa? Voi solo la copertura. No, assolutamente no, ce l'abbiamo trovate quindi. Lavoratori, perché? Ma questa poteva, per me poteva, cioè era da farla un pochino più alta in maniera che volendo poteva andare quantomeno alla fine all'inizio dell'arco. La bombatura è stata Eh. dal secondo di